Beh, è indispensabile e fondamentale, anche perché un percorso che si fa assieme tra pubblico e privato è una scelta anche verso l'eccellenza. Prova ne sia che i privati del Veneto vanno in questa direzione, una sanità d'eccellenza. Giornata importante per la Casa di Cura Giovanni XXIII, per la presenza del Presidente della Giunta regionale, dottor Luca Zaia, che ha inaugurato una nuova sala operatoria e il centro di sterilizzazione. Servizi importantissimi per questa Casa di Cura che in questo momento sta aumentando l'attività in ambito soprattutto protesico, ma anche in altri settori della medicina. Con la creazione appunto di questo nuovo polo operatorio noi confidiamo di aumentare l'attività soprattutto per i pazienti di fuori regione, per cui è stato necessario assumere del personale sia medico che infermieristico. Nel Veneto, come in tutte le altre regioni d'Italia, esiste l'attività pubblica e l'attività sanitaria. La presenza del sanitario nel Veneto è molto modesta, ma è una presenza qualificata perché si trova a competere con degli ospedali pubblici molto ben organizzati. Molti pazienti, ripeto, si rivolgono a questa struttura, non solo quelli regionali, ma quelli provenienti dal vicino Friuli Venezia Giulia, ma non solo. Abbiamo dei pazienti attualmente che arrivano dalla Sicilia, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna. La percentuale quanto ammonta? La percentuale ammonta a circa il 30% ed è una percentuale molto elevata e che noi confidiamo in futuro, grazie anche a questa tecnologia, di poter aumentare. Questa è una delle sale che sono state inaugurate oggi. La caratteristica di questa sala, intanto, primo, che è una classe ISO 5, ha una filtrazione dell'aria estremamente bassa, 99,9%, flusso laminare. Questo consente una grande pulizia dell'aria sul campo operatorio e sugli strumentari chirurgici. Questa è la prima caratteristica. Due, la integrazione che ha queste sale a livello video. Possiamo prendere i referti fatti nel nostro centro radiologico e visualizzarli all'interno di questa sala durante l'intervento chirurgico. Altra grande caratteristica è il sistema Fluid, è un monitor per il quale il chirurgo può accedere ai dati radiologici senza toccare lo schermo, quindi può farlo da vestizione sterile durante l'intervento. Questa è la centrale di sterilizzazione, in questo momento ci troviamo nel locale di decontaminazione. La centrale è unita dalle sale operatorie attraverso due canali sporchi che escono all'esterno delle sale operatorie, da dove esce il materiale sporco, viene qui dentro, va dentro queste lavaferri. Queste lavaferri fanno una sanificazione con dei detergenti e dopo una disinfezione con acqua calda a 90 gradi per 5 minuti, ma nell'ambiente pulito vengono controllati, confezionati, vengono sterilizzati a 134 gradi a vapore, rimangono in una stanza class dove si raffreddano che ha le stesse caratteristiche di una sala operatoria. Da quell'ambiente vengono caricati in un carrelli chiusi, trasportati all'interno delle sale operatorie e si riprende il ciclo del ferro sporco pulito attraverso canali completamente distinti.